Corteo questa mattina a Palermo dei forestali del comparto agroalimentare, sciopero indetto da FAE CISL, FLAE CGIL e Will a Will, che hanno organizzato la mobilitazione generale per denunciare l'assenza di soluzioni da parte del governo regionale ai problemi del settore. Il corteo partito da Piazza Marini è arrivato alla presidenza della regione. Chiediamo garanzie per l'occupazione e per il territorio, dicono i sindacati. La protesta dei forestali e dei lavoratori del comparto agroalimentare e ambientale è la spia di un malessere diffuso. Il fatto è che la Sicilia affonda e il governo regionale non dà risposte per niente rassicuranti. C'è una sabbia che noi lavoratori forestali lottiamo sempre da anni, sempre per rincorrere una serie di problematiche che fanno carico a tutta la forestale. Siamo sempre nel precariato. La dobbiamo finire con questa situazione. Noi vogliamo stabilizzazione e progetti a termine in cui ci garantiscono un lavoro e che ci danno una certa sicurezza a noi nella forestale, a noi e alle nostre famiglie, che con questa crisi che c'è ora, che viviamo in questi anni, e con tutte le tasse che c'è da pagare e con lo stipendio che sempre andiamo a rincorrere, lo stipendio, noi avanziamo ancora dei denari, dei soldi dello stipendio dell'anno scorso.